Lunedì 27 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il mondo dell'edilizia, questo il titolo: la zavorra super bonus, dalla generosità dell'agevolazione a un meccanismo fuori controllo ma un ricostituente formidabile per la filiera dell'edilizia. Vale 170 miliardi ma crea abusi e illeciti. I comuni, poco personale, non possiamo seguire tutto. Un investimento di questa dimensione non si era mai visto prima nella storia dell'economia italiana. 170 miliardi di euro dal suo avvio nel 2020 alla fine del 2023 secondo i calcoli dell'Ufficio parlamentare di bilancio. È il super bonus, quel 110% di agevolazioni per l'efficientamento energetico degli edifici lanciato nel 2020 e che ha contato un impegno economico da record e tanti troppi interventi normativi. L'approfondimento lo troverete da pagina 2 a pagina 3. La crisi United Colors, domani in CDA l'incrocio finale di Benetton con l'amministratore delegato Renault, sarà l'ultimo e il primo domani, il primo dopo l'attacco, l'ultimo prima dell'inevitabile separazione tra Benetton e Renault. Polemica olimpica, la fondazione presenta la VAS, ambientalisti non ci saremo, le associazioni non ci faremo prendere in giro, chiediamo la VAS delle opere pubbliche, ma ci parlano di piatti di plastica. L'approfondimento a pagina 14. Nelle cronache del Corriere delle Alpi, casa di riposo, più contributi per le demenze, ma gli utenti vanno riuniti. Feltre e Santa Giustina, colpi dei ladri in 4 case, portati via soldi e gioielli. I soliti ignoti sono entrati in azione sabato sera a Formegana, hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e della festa dei cicchetti per agire indisturbati. Colpi anche a Feltre, l'approfondimento di Curto a pagina 19. E la foto di copertina è dedicata, ci porta a Zoppè di Cadore, isolate Malgarutorto e le prese dell'acquedotto di Zoppè di Cadore, oggi un sopralluogo. Enorme frana sul sentiero per il rifugio Venezia, fronte di 500 metri per lo smottamento che ha sepolto il sentiero 493 che parte da Zoppè. L'approfondimento di Dallanese a pagina 15. E il Corriere delle Alpi ricorda che mancano 620 giorni alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Ma sempre dalla prima pagina la notizia curiosa: una famiglia di spazzacamini. Siamo a Domegge di Cadore, papà Daniele, il figlio Jacopo e una passione in comune. L'approfondimento di Vietina a pagina 16. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la prima notizia riguarda il lutto della comunità di Rocca Pietore, malattia rara, muore bambino. Angelo Bassotte era ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso, dove è spirato ieri all'età di 9 anni. La famiglia, originaria dell'Alto Gordino, è molto conosciuta nella piccola frazione 130 abitanti di Saviner di Laste. Un immenso dolore ha travolto ieri Saviner di Rocca Pietore quando i paesani sono venuti a sapere della scomparsa di un bambino di 9 anni, Angelo Bassotte, mancato al mattino all'ospedale Cafoncello di Treviso in seguito all'aggravarsi di una malattia rara che lo affliggeva fin dalla nascita. Angelo, classe 2014, era ricoverato in pediatria da quasi un mese, una vita la sua spesso complicata dalle sue fragilissime condizioni di salute, ma sempre vissuta nell'affetto del papà Omar, consigliere comunale a Rocca Pietore, e della mamma Sara, ma anche dei nonni e della sorella Elena. L'approfondimento di Vecceglio lo troveremo a pagina 9. Altro lutto, in questo caso che coinvolge la comunità di Livinallongo. Schutzen in lutto per la scomparsa di Capitan Ghea. Domani i funerali di Ugo Costantini, il figlio Andrea è parroco di Livinallongo. La foto di copertina: calcio, al Pago battuto 1-0 nel derby dei playoff di promozione, Borgo Valbelluna gol al 91esimo e l'eccellenza è quasi realtà. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Feltre, Telva Trail in 700 di corsa tra sentieri e boschi. E ancora Rivamonte, in centinaia in visita al sito di Valle Imperina. L'approfondimento di Fontanive a pagina 9. Articolo di Bertoglio invece a pagina 7. Feltre, cammino retico 170 km attorno ad Aune.
Per quanto riguarda lo sport, a Roma Pietro Bon trionfa come re delle fughe e dei traguardi volanti del Giro. L'approfondimento di Valerio a pagina 11. Mountain bike, già da Spezia ha quasi sfumato il sogno delle Olimpiadi. L'approfondimento a pagina 11. Belluno, disputa sulla casa in eredità, sarà la Cassazione a decidere. Villa Barozzi, a Orzes, destinata al comune di Belluno, ma i familiari contestano l'autenticità del testamento. È stato falsificato. L'approfondimento di Bonetti a pagina 5. Ed entriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, turismo, le sfide, ticket d'ingresso irrealizzabile. La direttrice di Dolomiti UNESCO, Mara Nemela, è favorevole alla misura contro l'overtourism, ma spiega non è praticabile. I dati pre-Covid: a Cortina nell'estate 2019 c'erano 9 arrivi per abitante e alle tre cime 13.500 persone al giorno. Queste le dichiarazioni della direttrice Mara Nemela. Fin dagli albori della fondazione abbiamo studiato la possibilità di un biglietto per gestire i flussi. Bisognerebbe trovare un modo di contingentare le presenze con accessi regolamentati. Troverete, a proposito di flussi, tutti i dati tra arrivi e presenze riferiti in questo caso a Cortina d'Ampezzo nel 2019, ma anche appunto a tutte le altre realtà provinciali prettamente o che si stanno dedicando al turismo che troviamo ovviamente in provincia di Belluno. Non chiedete ostriche e caviale a 2000 metri, i rifugi sono presidi. Campagna di comunicazione della Fondazione sia sui social sia nelle strutture in vetta per favorire maggiore consapevolezza. Altro approfondimento da Fondazione Dolomiti UNESCO: sono luoghi di promozione della cultura e della montagna. Continuiamo con pagina 5, notizie che ci portano nel capoluogo. Villa Barozzi, battaglia senza fine, gli eredi di Nerina, la vedova che lasciò tutto al comune, si giocano l'ultima carta in Cassazione. Palazzo Rosso si costituisce nel giudizio e incarica un avvocato, ha vinto in tutti gli altri procedimenti. Avevano denunciato la falsità del testamento a cui però avevano dato esecuzione. Antiche dimore fanno il tutto esaurito, l'associazione ASDI c'è voglia di cultura e di conoscere la storia di questi palazzi e giardini. Altra notizia riferita al capoluogo bellunese, come un'altra che ci porta alle scuole medie Ricci: il libro degli alunni fa la differenza e vince il concorso, anche la secondaria bellunese tra i premiati nell'iniziativa ARPAV. Siamo a pagina 7, Telva Trail, 700 sentieri e boschi. La camminata competitiva organizzata da Portoria ha visto i concorrenti impegnati dal centro città alla sommità del colle. Dopo 12 chilometri i primi arrivati al traguardo sono stati il vigile del fuoco bellunese Marco Spada e Martina Brustolon. Ed ecco alcuni scatti di chi ha gareggiato in questa iniziativa di Feltre. Sovramonte, cammino retico, primi turisti, 170 chilometri tra 10 comuni. Sabato inaugurata la segreteria che trova sede nelle ex scuole di Aune. Qui si trovano le mappe e le informazioni. Mondo del volontariato, volontari ambulanze, 7 confraternite. Nel 2023 le auto Letighe hanno percorso 130.000 km per 2.000 trasporti, 57.000 le ore di prestazioni dei volontari. Il presidente Felice Gaiardo: operiamo nel territorio agordino e in quello zoldano, siamo però sempre alla ricerca di personale. Come Elico, benedette 4 auto Letighe, mezzi in dotazione alla SEAS sostituiscono quelli dei vigili. E ancora Diogo Costantini, capitan Gea degli Schutzen, padre di Andrea, parroco di Rivinallongo, si impegnò nella ricostituzione del sodalizio storico dell'Ampezzo. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno: malattia rara, Angelo muore a 9 anni, la famiglia è molto conosciuta a Saviner di Laste, era ricoverato al reparto di pediatria del Caffoncello. Un immenso dolore ha travolto ieri Saviner di Roccapietore quando i paesani della frazione e delle località vicine sono venuti a sapere della tragica scomparsa di un bambino di 9 anni. Angelo Bassotta, mancato al mattino all'ospedale Caffoncello di Treviso in seguito all'aggravarsi di una malattia rara che lo affliggeva fin dalla nascita. Angelo, classe 2014, avrebbe compiuto gli anni in estate, era ricoverato in pediatria da quasi un mese quando i medici, dopo aver tentato in ogni modo di salvarlo, hanno dovuto dichiararne il decesso. Una vita la sua spesso complicata dalle sue fragilissime condizioni di salute, ma sempre vissuta nell'affetto del papà Omar, consigliere comunale a Roccapietore, della mamma Sara, ma anche dei nonni della sorella Elena. Una famiglia coesa che gli voleva tanto bene che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Angelo portava il nome del bisnonno paterno, che fu il titolare della storica bottega del paese, oggi fieramente negozio dedicato alle attrezzature per l'edilizia gestito dal nonno Nevio. Ancora oggi quel negozio è un riferimento nella zona e anche per questo la famiglia è molto conosciuta, ragion per cui sono i tantissimi a stringersi ai bassotte in questo momento di profondo dolore.
Ponte nelle Alpi, patentini per usare bene il cellulare, così ci insegna il digitale consapevole. Altra notizia, in questo caso di Santin, che troverete a pagina 10. Lo sport, Pietro Bon tra i re di Roma, al primo giro in carriera il Cadorino subito protagonista nelle premiazioni, primo nelle fughe e nei traguardi volanti, Andrea Raggiante, il team Polti Cometa orgoglioso di lui, dopo 3 settimane di gara, che dire, risultati eccezionali. Queste le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece a quelle del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita al territorio bellunese la troviamo a pagina 13. Case di riposo, più soldi a chi ospita anziani con demenza. Ma devono essere il 25% del totale. L'appello di Arrigo Boito, referente d'area del distretto numero 1, l'unica soluzione è concentrarli in poche strutture. Budget stabiliti sui posti occupati, negli ultimi 2 anni i sindaci intervengano. Pagina 14, verso Milano Cortina 2026, Alemagna off limits e rifiuti zero, ecco le Olimpiadi della sostenibilità. La valutazione ambientale strategica sarà presentata a Cortina il 4 e il 5 giugno, si parla di parità di genere e cambiamenti climatici. Montagna, sentiero 493 sepolto da un'enorme frana, distrutta la strada per il rifugio Venezia, sale da Zoppede, di proprietà della Regola Granda di Vodo, isolate le prese dell'acquedotto e Malga Rutorto. Limana cade dal ponteggio di una casa, 58enne finisce all'ospedale. E ancora siamo ad Omegge, le attività della montagna, in Cadore una famiglia di spazzacamini sui tetti con professionalità e passione. Jacopo David ha rilevato l'azienda fondata dal padre, lo aiutavo durante le vacanze estive, ora lui lavora per me, le richieste non mancano, prenotatevi, l'attesa è lunga, il rapporto con i colleghi ottimo, ma occhio ai dilettanti. L'intervista è a firma di Stefano Vietina. La tecnologia ci ha dato una mano, usiamo le spazzole ma anche le telecamere. Buoni visitatori alle dimore storiche, Compostella c'è voglia di cultura, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece a pagina 18, Feltre, l'intervento post-vaia, Parco della Rimembranza, il comune dimezza le spese. Da 600.000 euro si scende a 280.000, la recinzione non sarà in ferro battuto, possibile la rimozione provvisoria della fontana in attesa di trovare altri fondi. Feltre, Santa Giustina, ladri in 4 abitazioni, rubati ori e soldi, doppio colpo sabato sera a Formegan mentre i proprietari erano fuori casa e il paese era in festa per i cicchetti. Madonna di Caravaggio, siamo a Pedavena, folla a Travagola per la festa del decennale, grande partecipazione dopo i preparativi durati molti mesi, apprezzati il coretto, la banda Sette Ville e la stazione con gli angioletti. E sempre da Feltre, al Santuario di San Vittore, domenica 2 giugno, concerto di Voci in Canto per celebrare i 20 anni. Dalla rubrica Cultura e Società, i 10 anni dalla morte, Mazzacurati, la poesia del cinema. Domani a Padova l'università ospita un convegno dedicato al regista. L'amico di sempre Umberto Contarello racconta come nascevano i suoi film. E dallo sport, calcio, promozione, la finale play-off, Piloti fulmina l'Alpago nel finale, è un Borgo Valbelluna d'eccellenza. L'attaccante finalizza al 90° il cross di Sakayeva davanti a 600 spettatori. Gli ospiti ci provano ma cedono alla distanza. Partita combattuta con i padroni di casa che prendono 2 pali nel primo tempo, sullo 0-0 Cortina spreca un'occasione chiuso a tu per tu da Casanova. Calcio di promozione, la finale play-off, altro approfondimento, De Battista entusiasta, caduti risollevati, abbiamo fatto la storia. E continuiamo con lo sport bellunese, siamo al calcio di Serie D, la Dolomiti curi meglio i rapporti umani, le parole di Alex Cossalter, me l'aspettavo di non restare ma non va bene il modo con cui si sono comportati con Francesco De Carli, non so ancora nulla sul mio futuro, devo valutare cosa sia meglio per me. Calcio ancora, i playoff di seconda categoria, addio promozione, il Comelico cade con il San Martino. E ancora calcio di prima categoria, un giovane per il rilancio, per il dopo Bozzolla, lo Schiara punta su Perale. Calcio di terza categoria, Domegge San Vittore, la finale per andare in seconda, questi risultati 4-5 tra Cadore Domegge, 5-1 tra Gemelle Valzoldana. Campionati CSI e Carnici, veterani, la finalissima è Bar La Sosta Willis Bar. E ancora dal calcio, il personaggio Michele De Bernardin da Buffon a Leicester, qui il calcio si vive come una grande festa. Calcio giovanile, piccoli amici e primi calci, festa per 500 a Longarone. Basket, play-out di R1, il Valbelluna si prende la bella, argine fermato all'overtime.
Mountain bike, Spezia non riesce a brillare, l'Olimpiadi ora è a rischio, il cross country di Nové Mesto na Morave ha regalato il 20° posto, la gara femminile è vinta da Pauline Ferrand-Prévot, Bene, Berta e Schweitz. Pallamano, l'Under 20 sogna il 3° posto, battaglia aperta con l'Oderzo. Rugby giovanile, Memorial Bortoluzzi all'Alpago, gli Under 12 fanno festa in casa. Ancora dal rugby giovanile, Belluno sbanca Portogruaro, Under 12 e 10 d'oro, finale per l'Under 8. Test Mapei, le azzurre dei sci pensano già ai giochi, peccato per la Dolmen, era in crescita. L'intervista è firma di Gianluca De Rosa. Criterium Cadorino, l'Atletica Cortina porta a casa tutto, sue le vittorie assolute e giovanili. Ancora campionati regionali assoluti su pista, si parla sempre di atletica, Caorle tinge d'argento Nessenzia e Serafini. Corsa Jesolo Moonlight, Michele Casona è il più veloce nella 3 km al chiaro di Luna. E ancora dal podismo, Spada e Brustolon volano e conquistano il Telva Trail, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Tempo instabile, perturbato con cielo molto nuvoloso, coperto soprattutto tra la notte e il primo mattino. Nel corso del pomeriggio crescenti schiarite a partire dalla pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Oggi abbiamo il piacere di avere a Radio ABM Giuliana Casagrande, ben trovata. Grazie. Allora Giuliana, tu sei nata, ti do del tu intanto, sì. Ok? Tu sei nata a Belluno, ma vivi ormai da tanti anni in Austria. Ci racconti un po' la tua avventura, come mai sei finita in Austria? È lunga la storia, Sì, perché mai avrei pensato di vivere all'estero e tanto meno in Austria, e soprattutto non avrei mai pensato di andare a vivere a Salisburgo. Ma a Salisburgo c'era la possibilità di studiare la pedagogia musicale che interessava a me, e quindi sono partita allo sbaraglio. Come fanno ancora oggi tanti giovani, Spesso, no? sì. Che vogliono realizzarsi in professioni che magari in Italia non sono ancora tanto conosciute, non sono possibili. Ma tu lavori proprio in questo settore adesso? Nel frattempo ho fatto anche altre formazioni, ho fatto 4 anni di musicoterapia ad Assisi e poi ho fatto appunto la formazione di flauto dolce, e attualmente insegno solamente flauto dolce. Nelle scuole, Sì, quindi? sì. E come ti trovi in Austria? Bene, Ti sei sentita accolta? Molto, sì. Soprattutto un po' mi dispiaceva perché noi gli italiani non vengono visti proprio come stranieri in Austria, perché gli austriaci amano moltissimo la cultura italiana, vengono a fare la vacanza, per loro l'italiano non è un vero straniero, cosa che invece si respira nei confronti di altri popoli, magari che vengono dall'est o dal sud. E questo un po' ci dispiaceva perché sembravamo un po' i prediletti, così, però ci siamo sempre trovati molto bene, ben voluti. E questo è importante, trovare. Sì. Quindi è diventata la tua seconda patria, l'Austria. Sì. Anche se ritorni, mi dicevi prima, volentieri anche a Belluno, no? Appena possiamo torniamo a Belluno. Tuo marito, tuo compagno è bellunese? Allora, mio marito non è bellunese, è sardo, però ci siamo conosciuti a Belluno perché i suoi genitori, si sono trasferiti nel 1990 a Belluno, e quindi ci siamo conosciuti qui. Quindi anche lui è bellunese ormai di adozione, no? Si sente a casa. Sì. Quindi voi tornate sempre, appena avete un attimo di tempo. Non solo noi, ma anche i nostri figli, E questo è indipendentemente da importante. noi. Adesso. Mi dicevi che hai 5 figli? Sì. Sei bravissima, anzi.
complimenti, perché non è facile barcamenarsi, lavorare, avere figli, tutte queste cose diventano... In Austria è possibile. Vedi, volevo arrivare a questo. In Austria forse le cose sono un po' diverse, Sì. no? Che in Italia, Sì. e su questo dobbiamo dirlo, perché per Triste, noi ma donne vero. diventa molto difficile Sì. riuscire a barcamenarci con i problemi familiari, con il lavoro, con la scuola, poi con tutte le altre attività che ci sono, perché i ragazzi oggi non è che sono i ragazzi di ieri che si incontravano in piazza e è finita. No, oggi hanno bisogno di stimoli e bisogna darglieli anche a livello sportivo, no? Sì. E quindi per questo le mamme corrono a destra, a manca, e se hai un aiuto sicuramente ben venga. Sì. Allora, raccontaci un po' di te. Tu hai scritto dei libri e degli Sì. audiolibri. Io volevo arrivare a questo perché li ho veramente visti per la prima volta oggi e sono rimasta incantata. Ci sono delle immagini meravigliose, quindi tu sei anche Grazie. grafica. Diciamo che mi piace fare molte cose. Mi piace fare quello che ho in testa e non mi sono affidata ad un'illustratrice o illustratore perché ho visto alcuni colleghi che l'hanno fatto e poi sono rimasti delusi perché le loro storie si sono trasformate in qualcosa che non era più loro, per dire. Basta affidare ad un illustratore che disegna in un modo, con una sensibilità diversa da quella che hai tu, che la certo. tua storia si trasforma in qualcosa Cambia di diverso. completamente anche proprio il senso della storia, con cui Sì. tu l'avevi visto con degli occhi, che poi viene Esatto. riportata con degli altri e non ti ritrovi. Quanti libri hai scritto ad oggi? Oddio. Parecchi. Sì. Sono parecchi. Ma il tuo ultimo libro è questo? No, questo è il primo. Questo è il primo, gli ultimi due sono questi e poi ce n'è uno dedicato alle orfane dell'ospedale della Pietà che è in cantiere ha già da qualche anno e sta per uscire anche E quello. questi libri sono prettamente per bambini? Allora, i libri hanno vari strati, cioè varie chiavi di lettura, diciamo così, e parlo ai bambini, cioè parlo agli adulti attraverso i bambini, si può dire, oppure parlo alla società intera in realtà, perché sono dei libri in cui la musica e l'arte, la cultura salvano, hanno sempre un risvolto positivo nei confronti della cultura che al giorno d'oggi purtroppo viene spesso vista come una cosa inutile e invece c'è il riscatto dell'artista in queste storie in cui appunto l'intera comunità, se sono animali è un gruppo di animali, se sono persone sono un gruppo di persone, vengono salvate dalla bellezza della cultura, diciamo così. Mi piace l'idea che hai appena elencato, no? Perché hai detto i bambini ci salveranno. I bambini hanno uno sguardo diverso dal nostro. Noi siamo sempre con i piedi piantati per terra, realistici, perdiamo questo lato fanciullesco, questo modo di affrontare la vita in maniera diversa, pieni di entusiasmo, non hanno filtri e bisognerebbe ogni tanto ritornare bambini. È difficile. Oppure non perdere questa percezione, perché in realtà vedono molto più chiaro degli adulti. Noi ci facciamo condizionare da un sistema che all'inizio, infatti nell'adolescenza spesso ci ribelliamo a questo sistema e poi un po' alla volta ci incastriamo, ci adeguiamo e non dovrebbe essere così, perché dovremmo sempre avere uno sguardo critico e vedere le cose non per forza nel modo convenzionale. Certo, purtroppo la vita poi ci porta, no, a seguire le tracce sbagliate, perché sono sbagliate, invece bisognerebbe tenere sempre un angolo bambino, proprio come un eterno Peter Pan, no? Io dico sempre, Sì. Sarebbe importante. Ma com'è nata questa passione per scrivere libri per bambini, che credo sia anche difficile, perché i bambini sono molto critici. Esigenti, sì. Certo, non è così semplice. Allora, diciamo, io nel 91 ho frequentato un corso estivo perché mi interessava la pedagogia musicale ad Assisi e ho avuto questa folgorazione ed è anche il motivo per cui poi sono andata a vivere in Austria, perché ho frequentato questo corso estivo di pedagogia ORF, di didattica
musicale, e ho detto questo è quello che mi interessa della musica in particolare, e quindi mi sono preparata per 1 anno e mezzo perché già ero al conservatorio a Castelfranco, e da lì sono partita proprio per la tangente che volevo a tutti i costi andare in Austria a studiare pedagogia della musica e della danza. E quindi ho cominciato a prepararmi per l'esame d'ammissione, tra cui all'epoca era ancora obbligatorio l'esame del Goethe-Institut Mittelstufe 3, che al giorno d'oggi sarebbe come un B1, diciamo, come livello, perché altrimenti non mi avrebbero nemmeno permesso di fare l'esame d'ammissione se non avessi saputo la lingua. Oggi non è più così, cioè si può andare anche sapendo solo l'inglese. Poi ci sono state tutta una serie di difficoltà che ho trovato, non tra le ultime la difficoltà anche proprio tra amici e parenti che hanno cercato fino all'ultimo di dissuadermi, perché sembrava veramente una pazzia lasciare il lavoro qui, lasciare tutto qui e andare lì dove non sapevo niente, non conoscevo nessuno, all'estero praticamente. E invece la motivazione era talmente grande che sono andata lo stesso, ho fatto questa formazione, tra l'altro crescendo un bambino dopo l'altro durante la formazione, perché nell'estate successiva ci siamo già sposati e poi i bambini sono venuti uno dopo l'altro, e da lì ho imparato proprio questa base di pedagogia musicale, e ancora prima di finire il diploma avevo già un posto di lavoro. Quindi un po' alla volta l'idea era di ritornare in Italia poi, ma alla fine ci siamo fermati lì perché abbiamo visto che le possibilità lavorative erano sicuramente più gratificanti, la possibilità di crescere 5 figli non l'avremmo avuta in Italia, almeno non in quel periodo, adesso non so come sia la situazione. E poi anche il fatto che lì avevo proprio la possibilità di fare il lavoro che mi piaceva, e all'inizio ogni anno facevamo lo spettacolo finale e ho cominciato un po' alla volta a inventarmi io le storie perché non mi soddisfacevano quelle che trovavo. Io all'inizio magari prendevo dei libri così, certo. E poi un po' alla volta ho detto voglio proprio adeguare al gruppo che ho davanti, ai bambini come sono oggi, alle situazioni pedagogiche del momento, e quindi ho cominciato a inventare queste storie. E anche adesso che non insegno più la pedagogia, cioè non insegno più la propedeutica, insegno solamente strumento, però ho tutte queste storie nel cassetto che sono almeno una trentina degli anni lavorativi passati, che un po' ogni anno diventano, esce una nuova storia, diciamo così. Certo, che bella questa cosa, no? I tuoi scritti nel cassetto che poi diventano concreti, diventano una cosa che possono aiutare anche i bambini a crescere in maniera sana, no? Però senza perdere di vista quello che dicevamo prima. Dobbiamo dire che è stata la tua scelta vincente, quindi andando in Austria, in baffo sì, a però tutti. ho i collegamenti con Belluno e con l'Italia li ho tenuti sempre molto stretti, infatti anche le versioni dei canti, perché cerco sempre di fare anche le registrazioni con voci di bambini e con strumenti suonati dai bambini, e c'è quindi sempre una cooperazione con i vecchi colleghi o con i nuovi colleghi che ho conosciuto a Belluno. Infatti ad esempio la Nova Cantica, non so se la conosciate, l'abbiamo fondata noi nell'89 con Maria Silvia Roveri e Silvia De Toffel, e anche con altri colleghi, ad esempio con Luisa Nalato abbiamo dei contatti sempre, o con la direttrice del coro Radmila Visentin, con cui abbiamo appunto fatto le registrazioni, e per questo devo anche ringraziare Gianni Buacorona e Nelson Salton prima di tutto, che ha registrato anche, entrambi hanno registrato i testi. E quindi c'è comunque sempre una collaborazione con Belluno e con l'Italia anche per la creazione di queste storie. Certo, che belli, poi sono meravigliosi. Quanto aiuta un bambino la musica? Quanto è importante? Io direi che subito dopo il pane diciamo che la musica dovrebbe essere una formazione culturale in Austria si porta fino alla maturità.
Da noi è un po' snobbata la musica. Io mi ricordo ancora ai tempi della scuola avevamo quest'ora che poi era goliardica perché alla fine... E alle superiori spesso non si fa più, No, cosa infatti. che è tristissima. Anzi, io mi ricordo che quando ho deciso di fare musica non si poteva dire ai professori in classe perché altrimenti pensavano che avrebbe portato via tempo di studio alle materie più importanti secondo loro, e quindi sì, non viene vista come un lavoro ancora a volte. Si pensa sempre che sia una cosa da fare gratuitamente o per hobby. Fortunatamente a Belluno è nato il liceo musicale, no? Che accoglie questi ragazzi Finalmente. che finalmente hanno anche voglia di proporsi, magari diventeranno anche dei grandi musicisti, perché no? Poi io sono convinta che la musica serve anche da collante, no? Tra le varie culture. E questo è importante da Sì, dire, perché sì. non servono tante parole, la musica unisce. È una lingua superiore. No, è vero, quindi Sì. mi ha sempre incuriosito le persone che proprio si dedicano a questa, perché prima era una passione, poi è diventato un lavoro, però non perdi mai di La vista. passione ci deve essere certo. comunque, altrimenti non faresti questo lavoro, secondo me. Che poi io non riesco mai a vederlo comunque come un lavoro, rimane comunque sempre una passione. E tu dicevi invece che in Austria la musica è tenuta, d'altronde è la patria anche di Mozart, no? Sì, sì. E quindi forse, a parte che abbiamo dei grandi autori anche noi di musica del passato, però forse hanno puntato di più. Secondo me sì, la cultura e particolarmente la musica viene veramente ritenuta una materia tra le fondamentali, diciamo, molto molto importante anche nella formazione di base di tutti. Io non conosco un bambino in Austria che non abbia almeno per qualche anno suonato uno strumento. E poi se si riesce a dargli la passione è la cosa più bella. È importante anche insegnare a leggere la musica, no? Perché magari noi l'ascoltiamo però non sappiamo leggerla. Cioè, È uguale, no, nel senso che dipende dal tipo di musica, che se uno vuole fare jazz o musica popolare può anche... Dipende dal genere, ovviamente se si studia musica classica o musica antica è necessario e anche decodificare, perché nella musica antica ci sono tante altre chiavi di lettura che nella musica moderna, anche nella notazione, non si trovano più, quindi bisogna anche riuscire a riscovare i trattati e capire perché scrivevano la musica in un certo modo, cosa volevano, come si deve interpretare. È difficilissimo ovviamente, perché non è che possiamo telefonare a Pretorius o a Telemann o a Vivaldi e chiedere come si interpreta questa... Certo. Però qualche scritto lo hanno lasciato, qualche indicazione l'hanno lasciata, in base a queste piccole cose dobbiamo noi oggi ricostruire. Che non è facile, è un lavoraccio, però insomma credo che dia anche i suoi frutti, anche le sue soddisfazioni. E è affascinante. Certo, ti credo. Ascoltami, tu prima parlavi che a fine anno fate sempre dei saggi, no? E quanto accolgono i bambini questo? Cioè, deve essere una cosa meravigliosa all'interno della scuola assistere ai bambini che si propongono con tutto il bagaglio dell'anno scolastico. Già è una cosa che appunto abbiamo avviato a Belluno, i primi saggi finali, diciamo così, li facevamo appunto con la Nuova Cantica. È stato da lì che ho preso, era molto bello perché si coinvolgevano anche i genitori, c'era una mamma con la quale sono ancora tuttora amica, che era colombiana e adesso vive in Svizzera, e ci siamo, anche perché appunto ho insegnato 15 anni anche in Svizzera al conservatorio, quindi siamo riusciti a mantenerci anche in contatto, e lei era una mamma stupenda che si chiama Liliana, e ha creato delle scenografie che erano qualcosa di meraviglioso, con una creatività incredibile, quindi l'unione di varie culture è sempre stata anche a Belluno un grande arricchimento. È fondamentale, è fondamentale queste contaminazioni che poi danno dei risultati strepitosi. Io lo trovo sempre anche tutto questo, perché lei era colombiana, mi hai detto, sì. Poi è andata a abitare in Svizzera. Comunque il marito era originario di Belluno, hanno vissuto i bambini, i figli sono cresciuti a Belluno, quindi diciamo le radici c'erano, e da solo pochi anni che adesso vivono in Svizzera. I tuoi bambini che adesso sono ragazzi, adulti. sono adulti, come
come hanno affrontato tutto questo? Cioè loro le tue scelte le hanno condivise? Da piccoli sicuramente sì, poi da grandi hanno seguito le tue orme. C'è qualcuno che si è interessato all'ambito musicale oppure hanno preso strade diverse? Hanno tutti, allora per noi era importantissimo che facessero una formazione musicale di base, tutti, e tutti sanno suonare uno strumento, alcuni lo fanno ancora suonando in orchestre, suonando in vari quartetti o vari gruppi, e altri invece hanno preso completamente altre strade. Alcuni hanno fatto anche vari tipi di formazioni universitarie. Abbiamo il biologo, abbiamo il veterinario, abbiamo lo stesso veterinario che prima aveva fatto ingegneria civile, abbiamo quello che ogni figlio ha preso una strada diversa. Abbiamo quello che studia materiali e sostenibilità, quello che diciamo che in casa non vi fate mancare no. niente. Vari indirizzi. Che bello, però la passione per la musica c'è stata perché l'avete trasmessa, no? Quindi loro continuano a suonare i loro strumenti diversi oppure tutte chitarra, pianoforte? Solo il primogenito ha scelto chitarra e pianoforte, e lui ha fatto addirittura una formazione come tecnico del suono, la sua prima. E dopodiché ha fatto invece un altro tipo di studio, il master l'ha fatto in programmazione di software, e lui ha studiato chitarra e pianoforte, mentre il secondo il violoncello, il terzo viola, il quarto viola da gamba e contrabbasso, e il quinto pianoforte e viola. Ma quindi e tu violino. Hai avuto 5 maschi? Sì. Non l'avevo capito questo, l'ho capito adesso, sì. Che hai detto uno ha fatto, quindi ho detto Sì. sono tutti maschietti, neanche Sì. una femminuccia, No. che magari poteva suonare l'arpa, che è uno dei miei strumenti preferiti, lo dico sempre. Non trovo nessuno che suona l'arpa, che mi incanta proprio vedere ste ragazze, le trovo così eteree, ti trasmettono. In Austria c'è molto forte anche l'arpa popolare ancora, cioè questi strumenti popolari si insegnano addirittura ancora nelle scuole di musica. Che bello. Oltre all'arpa classica, diciamo. È molto interessante. È bellissima questa cosa. Ritornando ai tuoi libri, se qualcuno fosse interessato, dove possono trovarli? Allora si può ordinare da me per mail o in internet. La puoi lasciare? Sì, posso lasciarvi. Perché abbiamo un sacco di connazionali all'estero che magari sono molto interessati. Sì, vi lascio il contatto. Sì. Se lo vuoi lasciare già sì, in va bene. Allora, potete scrivere a me direttamente, casagrande.giuliana@gmail.com e chiedere informazioni. Poi vi posso mandare un po' di foto, video, informazioni sui libri, oppure c'è la pagina che però non è è un po' in lavorazione, che sarebbe è della Gimto, è proprio molto basilare, che è appunto musicas.edition. Dovrei pensarci. Non importa, hai già dato l'altro che è fondamentale. Non me lo ricordo a memoria, comunque vi lascio il bigliettino. È una cosa molto bella questa, perché penso che questi libri possono essere indirizzati anche alle scuole, al mondo della scuola, no? Sì, facciamo spesso progetti con scuole materne, fino alla media addirittura. Quindi prendiamo queste palle al balzo, io dico sempre, anche perché sono veramente molto carini, molto belli, che insegnano qualcosa anche ai grandi, come dicevi giustamente tu. No, dobbiamo imparare questo. In cantiere stai preparando qualcosa? Sì, ovvero c'è appunto questo romanzo storico, ma per quanto riguarda invece i libri musicali illustrati c'è la storia di una bambina dell'ospedale della Pietà, quindi si chiama Amici, è la storia di una bambina che praticamente stringe un'amicizia con Vivaldi e è molto desiderosa di entrare in questa famosa stanza della musica. A differenza di tutti i libri che sono stati scritti su questo ospedale della Pietà, io mi sono detta non può essere soltanto qualcosa di
negativo, il fatto che, è vero, erano orfane spesso e avevano un orario scolastico, diciamo così, molto molto rigido, dovevano imparare tante cose e avevano sicuramente non una vita facilissima, però il fatto che avessero così tante ore al giorno di musica e che potessero realizzarsi professionalmente dal punto di vista musicale, al punto da diventare la migliore orchestra d'Europa e al punto da diventare un punto di riferimento per l'educazione delle figlie dei ricchi, dei nobili di allora, che mandavano le loro figlie a formarsi lì, vuol dire che c'era anche qualcosa di positivo, e quindi il desiderio di questa bambina, che è ancora troppo piccola e non può ancora imparare uno strumento, e quando poi alla fine della storia riesce finalmente a raggiungere il suo sogno, diciamo, a realizzare il suo sogno, diventa la bambina più felice del mondo perché può finalmente entrare nella stanza della musica. Che bello, è bellissima Quindi questa un'altra storia. prospettiva rispetto a quelle che ci propongono sempre su questi Certo. ospedali. Certo, è giusto perché hanno anche i loro lati positivi, no? Questo dobbiamo sempre dirlo. E il romanzo storico mi è un po' incuriosito, cioè di che cosa tratta? È un periodo molto ristretto del Medioevo, verso la fine del 1200, quindi ambientato subito dopo la morte di Manfredi di Sicilia, diciamo, quindi nel sud Italia, ma anche tra il nord e il sud Europa praticamente è ambientato. Un periodo un po' buio, no? Di cambiamento. In questa storia sì, esatto. Beh, certo. Però con risvolti anche appunto positivi. Ci mancherebbe, questo credo sia il tuo biglietto da visita, no? Portare sempre un lato positivo delle cose. Soprattutto appunto attraverso la musica, anche in quel caso. E ne abbiamo bisogno di questo, dobbiamo dirlo. Bene Giuliana, io chiudo qui la mia chiacchierata, però ti invito a ritornare quando usciranno queste tue nuove pubblicazioni, così magari ne parliamo. Grazie mille. A fondo. Grazie per essere stata a Radio ABM. Grazie mille per l'invito.
Bene, allora ci siamo. Direi di dare inizio a questa serata. Adesso siamo arrivati tutti. E questa serata, questo evento che è stato organizzato dall'Associazione Culturale Tina Merlin e dall'Associazione Bellunesi nel Mondo in collaborazione con la Biblioteca delle Migrazioni Dino Buzzati, che prevede proprio la presentazione del libro Chiamami Giulietta, scritto da Vicky De Marchi, edito da Feltrinelli, che è una storia di emancipazione, di libertà, una storia che ci ha molto colpito e che in particolare la professoressa Adriana Lotto ha proposto a noi come Associazione Bellunesi nel Mondo per farne appunto una presentazione qui a Belluno. Ecco, prima di dare loro la parola volevo presentarvi le persone che sono qua vicino a me. Allora, l'autrice Vicky De Marchi, nata a Venezia, vive a Roma, giornalista, ha scritto per TV, quotidiani, settimanali, ha lavorato a lungo per le Nazioni Unite e i suoi libri hanno ricevuto numerosi riconoscimenti. Le sue biografie di scienziate, tra cui La mia vita tra i gorilla e Ragazze con i numeri, sono state tradotte in molti paesi, e tra i suoi romanzi più recenti I maestri di strada, edito da Inaudi Ragazzi nel 2018, ha vinto il premio Procida, e Mentre è nato a Hiroshima ha vinto il premio Città di Castello. Ecco, vicino a me c'è la professoressa Marni Campagnaro, professoressa associata di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza all'Università di Padova, componente anche del direttivo della scuola di dottorato in scienze pedagogiche dell'educazione e della formazione. È stata invitata e ha tenuto numerose conferenze all'estero presso prestigiose università, dal Brasile alla Germania, alla Norvegia, alla Polonia, al Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Turchia, quindi una grande esperienza internazionale, e autrice di oltre 90 pubblicazioni su riviste e volumi anche internazionali oltre che nazionali, e è stata tra i suoi principali campi di interesse e di ricerca figurano proprio la storia della letteratura italiana per l'infanzia, la fiaba europea e anche albi illustrati. C'è anche la professoressa Adriana Lotto, che è stata docente nei licei qua a Belluno, anche allo IULM di Feltre, presidente appunto dell'Associazione Culturale Tina Merlin, membro anche del direttivo dell'ISBREC. Anche lei ha scritto diversi libri, ha cofondato e codiretto DEP, Deportate, Esuli e Profughe, e con Mursia ha pubblicato nel secondo volume del libro dei deportati un saggio proprio sul bellunese, e con CR la biografia di Tina Merlin, Una donna contro. Ecco, appunto Tina Merlin che stasera sentiremo evocare più volte. Ecco, io darei la parola a questo punto alla professoressa Lotto, anche perché dicevo, da lei è partita l'idea di questa serata, e ha anche un rapporto diretto di conoscenza proprio con la nostra autrice, con Vicky De Marchi. Prego. Mi si sente? E allora questo. Bene, allora buonasera e buonasera alle nostre ospiti e funziona anche questo. Ecco, e grazie a Patrizia Burigo per la sua presentazione. Entro subito nel merito. Allora, Vicky, tu dedichi questo libro a Tony, a tuo fratello, che voglio ricordarlo qui, è scomparso 2 anni fa. E Tony è stato giornalista dell'Unità fino all'ultimo, e per merito, se così si può dire, di Tina Merlin, perché era a Venezia, giovanissimo, lavorava nelle ferrovie, ma siccome scriveva bene, insomma, Tina Merlin appunto gli offre di diventare giornalista, e quindi fa la gavetta con lei, e Tony ricorda appunto come fosse una maestra molto molto severa. E Tony è colui che in qualche modo ti ha suggerito questo lavoro, ti ha invogliata, no?
Quindi vuoi raccontarci un po' la genesi di questo tuo ultimo libro? Volentieri, buongiorno intanto. Allora, intanto grazie all'associazione Tina Merlin, a quella di Bellunesi al Mondo, alla biblioteca, a Marni che ho vessato da un mese perché venisse, quindi grazie a questa ospitalità. Ci tenevo molto a presentare il libro, questa è una delle prime presentazioni, presentarlo proprio qui. Allora, come nasce questo libro? Faccio una premessa. Anch'io stata una giornalista e ho cominciato lavorando a Rinascita, poi all'Unità, quindi c'è anche un percorso, diciamo, comune con mio fratello. Poi ho lavorato alle Nazioni Unite e da 20 anni scrivo libri per ragazzi, però diciamo un po' la mia impronta giornalistica di reporter, di attingere i fatti, le vicende, anche poi di trasformarle in fantasia, però mi è un po' rimasta dal mio lavoro di giornalista, di reporter. E un giorno, chiacchierando con mio fratello, mi disse: ma perché non leggi questo libro di Tina Merlin sulla sua infanzia e la sua adolescenza, insomma la sua vita, La casa sulla Marteniga? E me lo regalò lui questo libro. Lui aveva un grande affetto per Tina Merlin, che sì, la ricordava severa, però anche una grande maestra. Mio fratello aveva anche un carattere un po', diciamo, fumantino, però credo che con Tina Merlin fosse invece molto, molto, molto in sintonia, molto placato. Bene, quindi mi raccontò, mi consigliò questa lettura, e veramente io, che conoscevo, come si dice a Venezia, di vista Tina Merlin, nel senso che anche io ho vissuto a Venezia per tanti anni, adesso vivo a Roma, però non l'ho mai conosciuta personalmente. Mi ha molto colpito la sua vicenda, insomma, una ragazzina che ha solo studiato fino alle quarte elementari, che va a fare la domestica nelle famiglie, giovanissima, da 12-13 anni, insomma. E quindi mi aveva colpito questo percorso di emancipazione fortissimo, poi certo il suo impegno nella resistenza, però insomma questa sua capacità di diventare tutt'altro, senza mai perdere però quelle radici. Quindi io ho sempre scritto e raccontato molto di percorsi di emancipazione femminile di vario genere, diciamo, no? Quindi tutti i percorsi un po' al femminile mi interessano molto. Quello di Tina Merlin ho trovato che era davvero molto interessante. Con i miei nipoti, mio nipote che è qui, che mi accompagna nel Bellunese, così sono anche andata a visitare Trichiana per capire dove lei era vissuta, era nata già. Però ho capito che non potevo raccontare la sua vita in quanto sua vita solo, perché non lo so, io penso che non era neanche giusto appropriarsi di una vita così speciale e trasformarla in un romanzo parlando di lei, insomma. Non so, forse se ci separava un secolo o due l'avrei fatto, però così non me la sono sentita. Però in questa lettura poi mi ha molto colpito che tante storie che mi sono venute incontro di altre domestiche bambine, una testimonianza anche che mi ha molto aiutata è quella di Angela Dal Ponte, che ha raccolto suo nipote per me, Simone, devo dirlo bene, Tormen, che ringrazio molto, e quindi mi ha colpito moltissimo anche questa testimonianza, insomma questa intervista a distanza fatta con lei, che adesso ha 99 anni, e di come i suoi ricordi di domestica bambina fossero ancora molto vivi, in particolare due: la paura della violenza in queste famiglie dove appunto potevi essere fortunata ma anche potevi essere molto sfortunata, né? E la fame, no? Cioè un'adolescenza che cresce, che ha sempre voglia di mangiare pane. Quindi ecco, è nato così, insomma, questo libro, che si è ispirato alla vita di Tina Merlin, alla vita di Angela, ma alla vita anche di tante altre.
vado avanti io. Ecco. Allora accennava appunto a Maria, che è una domestica bambina, no? una serva bambina. Ecco, si inserisce questa figura all'interno dell'emigrazione femminile, del ruolo che le donne hanno avuto nell'emigrazione femminile, no? Che è stato un ruolo sicuramente molto importante e significativo. Noi siamo abituati a pensare, quando pensiamo alla donna in emigrazione, magari alle baglie da latte, alle ciode, alle cromere, alle nerte. Ecco, un ruolo importante invece lo hanno avuto proprio anche queste domestiche bambine, e che facevano una sorta di apprendistato, passavano proprio di casa in casa, non tanto per imparare a fare le pulizie, perché Maria dice bene, queste le so fare, ma la madre dice perché devi imparare a stare sotto padrone. Ecco, puoi dirci qualcosa, Vicky, di questo apprendistato, di questo passare di casa in casa e della formazione di questa coscienza, di questo carattere? Sì, questo lo devo molto alla lettura di quello che ha scritto Tina Merlin, cioè questo fatto di dire che la mamma più o meno gli diceva, insomma, non si tratta tanto di imparare un mestiere quanto di imparare una postura, imparare un modo di stare in queste case, che soprattutto dovevi imparare a essere obbediente, a essere una presenza quasi invisibile, di essere una serva, poi dovevi imparare, no? E quindi è questa lotta continua tra andare a servizio, quindi intraprendere anche un percorso di emancipazione, perché poi in fondo queste ragazzine affrontavano anche una vita dura, però diventavano un po' più protagoniste della loro vita, potevano guadagnare pochissimo ma guadagnavano, avevano una voce in più, adesso parlo in generale nelle famiglie, vivevano magari nelle grandi città e quindi c'era anche un elemento di emancipazione, però nello stesso tempo c'era anche tutta la difficoltà, insomma, no? E quindi forse quello che mi colpisce nei percorsi di vita, ad esempio di Tina Merlin, ma anche di altre, questo rifiuto di assoggettarsi, no? Di imparare a stare sotto padrone, di stare buoni, di essere obbedienti, ecco. E questo credo sia stato anche l'elemento che ha aiutato donne come Tina, come altre, a, come dire, diventare altro, insomma. Ecco. E fin dalle prime pagine emerge subito un'altra figura di donna, l'amica di Maria, che è Cristina, no? Che invece ha un percorso diverso, avrà un percorso diverso rispetto a quello di Maria, e soprattutto lei potrà continuare a studiare, quindi emerge anche l'elemento dello studio come forma importante di riscatto. Ecco, puoi tratteggiare un po' anche la figura di Cristina? Sì, Cristina è diciamo un personaggio di totale fantasia ed è appunto l'amica che vive nel paese dove sta anche la protagonista Maria, però lei è figlia del postino, a casa c'è un vocabolario ed è una che i genitori vorranno farla studiare, lei vuole studiare. Allora questa è una figura, perché io penso che poi tutte noi, forse no, nei nostri percorsi di crescita, di emancipazione, abbiamo delle figure di riferimento che sono adulte, ma alcune sono proprio compagne, amiche, persone che noi prendiamo un po' come modello, e quindi mi piaceva mostrare anche un po' ciò a cui Maria tendeva, no? Gli sarebbe piaciuto poter studiare, poi non l'ha fatta studiare, però la mia protagonista avrebbe voluto seguire il percorso della sua amica, e dall'altra mostrare come lo studio possa essere un grandissimo strumento di emancipazione, e lo è tuttora per noi donne, insomma, e per le ragazze di oggi. Ecco. E forse Adriana si può collegare al passaggio da Maria a Giulietta, no? Beh, non è un passaggio che avviene immediatamente. Beh, intanto vorrei ricordare che questo è un libro per ragazzi e di cui si può fare un uso didattico, no? Quindi mi sono calata nuovamente nei panni dell'insegnante e ho pensato, se dovessimo studiare, no? questo libro, questo racconto lungo a scuola, ecco, che cosa si potrebbe mettere in evidenza? Beh, intanto la costruzione, perché è costruito molto bene,
è costruito secondo me intorno a un duplice movimento che è fisico da un lato ma interiore dall'altro, e cioè noi Giulietta la vediamo andare a Roma, poi tornare, poi andare a Milano, poi tornare, poi andare a fare la staffetta partigiana, quindi è sempre in movimento, ma questo movimento appunto fisico corrisponde a un movimento interiore nel senso di crescita. E diciamo che il momento determinante della sua ribellione, quindi anche dell'inizio insomma di un percorso diverso, è proprio a metà, quindi 9, 10 capitolo, la ribellione di fronte a un'offesa, un'ingiustizia grave che è quella insomma per cui torna a casa e si accorge che i figli della famiglia presso cui fa appunto la serva di Bettina Merlin le hanno aperto la valigia, le hanno insomma buttato all'aria tutto quello che le hanno rotto il quaderno, il fiore che poi torna, insomma, questo e che come dire segna poi anche una storia, insomma, una storia d'amore tra l'altro molto bella. E dicevo prima appunto a Patrizia, chissà se i ragazzi riusciranno a capire la dolcezza di questo rapporto, e chissà se i ragazzi oggi riescono a vivere un rapporto come quello che tu racconti, fatto di timidezza, fatto di sguardi, di intese, ma anche di così momento di tirarsi indietro. E oltre a questo poi interessante è l'inizio di cui tu hai già parlato, quindi lei vorrebbe fare la poetessa ma non lo può fare perché non può andare a scuola. Però diceva appunto poc'anzi a Vicky che dietro questa prima Maria, diciamo, mi pare di vedere una sorella di Tina, di cui Tina diceva mia sorella è lì che sogna, ma sogna e non vede quello che succede intorno. Anch'io sogno però con i piedi per terra, e in effetti poi questo sogno che sembra al momento campato per aria diventerà una realtà alla fine, quindi c'è anche così un andamento circolare, insomma, in cui comunque la fine non coincide con l'inizio. E poi venendo appunto a quello che chiedeva Patrizia, lei si libera, e nel momento in cui si libera è anche in grado di liberare gli altri. Quindi il passaggio dalla ribellione sua personale alla resistenza è questo, perché anche la resistenza è stata una ribellione nei confronti non di una famiglia, di un padrone, eccetera, ma di un tedesco occupante. E quindi se lei entra nella resistenza è perché questa liberazione sua personale è già in qualche modo avvenuta, e quindi si presta a liberare gli altri e le altre soprattutto, le altre soprattutto, perché Tina tra l'altro diceva se anche noi donne partecipiamo alla resistenza poi avremo a guerra conclusa gli stessi diritti degli uomini, Quindi secondo me c'è questo, insomma, la libertà in qualche modo riconosciuta, e le ingiustizie riconosciute diventano poi fame di giustizia nella resistenza, e per quel che riguarda Tina anche poi nel Vajont. Credo che possa essere così. Ma c'è una cosa che vorrei chiederti. Quando lei arriva a Roma non trova e tu lo sottolinei comunque, la solidarietà della cuoca, che è una come lei. Trova invece la solidarietà della figlia dei padroni. Come a dire che la stessa condizione sociale non è sempre determinante, perché si crei solidarietà tra le donne. E allora che cosa ci vuole, insomma, che cosa ci vuole? Sì, in effetti una delle sue nemiche è la cuoca, che trova, ma io credo che questo sia un elemento che ritroviamo anche oggi
se pensiamo agli immigrati, no? Cioè chi sta appena un gradino sopra tende a schiacciare chi sta sotto, anche se le condizioni sono molto simili. Credo Bauman ne abbia scritto molto, insomma, su questo, no? Su questi gradini, l'ultimo e il penultimo, che il penultimo vuole schiacciare l'ultimo, e un pochino è quello che succede. C'è una sorta di guerra di competizione, di trincea per difendere quel pochissimo che si ha, e quindi Maria effettivamente trova questo, mentre puoi trovare altre alleanze. Lei in questo caso lo trova nella figlia dei padroni di casa, l'unica che è una sua, non dico alleata, ma che naturalmente ha un altro atteggiamento, ha uno sguardo diciamo paritario, vede Maria come una ragazza della sua età, non la vede solo come una domestica. E quindi sì, volevo raccontare forse questo, insomma, volevo raccontare forse anche tanti intrecci di vita, no? Perché a volte ci sono degli incontri che ti aiutano a crescere, altri ti bloccano, altri diventano altra cosa, quindi anche l'incontro con Michele, che è un suo compagno da sempre di paese, un amico da sempre, a un certo punto può diventare un'altra cosa. Credo, ecco, che quando vorrei tornare un attimo al fatto che questo è un libro per adolescenti, anche se sono felice che Giulia quinta elementare l'ha letto e mi è piaciuto, quindi per adolescenti mi piaceva raccontare anche, cioè mettermi un po' in collegamento con la mia parte adolescenziale, no? Io credo che quando noi scriviamo un libro per adulti o per ragazzi, però ecco, mettersi un po' in collegamento, nel caso dei libri per ragazzi, con i nostri sentimenti un po' adolescenziali, aiuta nel scrivere, perché racconta, cioè cerchi di ricordare come eri anche tu in fondo, no? Ecco, grazie. Hai detto un libro per adolescenti, ecco, quindi è il momento di chiamare in causa la professoressa Campagnaro, che così ci dà il suo contributo in merito, è proprio esperta di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Grazie. Ora, non so se, intanto buonasera a tutti, ringrazio ovviamente l'associazione, ringrazio insomma le colleghe, soprattutto ringrazio Vicky che mi ha voluto qui accanto a sé a parlare di questo libro, che devo dire io ho letto in una sera, in poche ore l'ho ingurgitato. Cioè, quindi è una lettura che, pur essendo una lettura per ragazzi, io come docente universitaria l'ho letto con grande piacere. Perché? L'ho letto con grande piacere perché io vi ho ritrovato la mia infanzia. Io vengo da una... non che questo sia rilevante per il libro è la qualità della storia, la qualità della scrittura, il ritmo, questo intreccio di personaggi, tante donne dentro questo libro, la madre di Maria, la protagonista, Cristina, l'amica, Rosa, la sorella. E poi quando lei si sposterà, la mamma del farmacista, che è una donna che non la pagherà ma che la rallegrerà molto durante la vita, poi si sposterà, incontrerà la terribile la zia Lina, quindi nella città dove vive. Prima fa una sorta di apprendistato, si sposta a Padova dove c'è questa zia Lina, trascorre qualche mese, ritorna a casa fra i monti e poi gli viene appunto offerta la proposta di andare a Roma, dove avrà questa esperienza molto difficile, molto dura, di profonda solitudine con questa famiglia, il signor Mirto e la signora Mirta, con il signor Mirto che lei aveva già visto alcuni tratti di vicissitudine in questo uomo, e la signora che evidentemente non lo svela a Miki, ma ci devono essere anche delle difficoltà di vita coniugale fra i due, i figli, poi lei abbandonerà Roma, ritornerà a casa, insomma è veramente un cammino che la accompagna a distanze da casa. Però l'ho letto e l'ho divorato perché voi che vivete qui fra i monti circondati, ve lo ricordate il profumo dell'erba tagliata d'estate? Ha un profumo indescrivibile. I covoni di fieno bagnati d'estate,
un altro profumo incredibile. Allora il formaggio di montagna su un po' di pane, è un libro che certo passa attraverso le parole, ma è anche un libro che parla attraverso tutta questa serie di emozioni cinestesiche. E io mi sono trovata dentro questi profumi della mia infanzia. Non solo, penso che tutti noi siamo stati ragazzini e abbiamo avuto il battito di cuore quando abbiamo visto il ragazzino o abbiamo visto la ragazzina. Ai miei tempi mia madre mi dava il permesso di uscire la sera solo in occasione del fioretto maggio, santo maggio meraviglioso, quel fioretto meraviglioso, quel maggio che finalmente potevo vedere qualche compagno lontano dalla scuola. Ecco, io nel libro ho visto tutto questo, mi sono ritrovata immersa in questa realtà. Ed è un libro che racconta della solidarietà fra ragazzi e fra ragazze, fra amici, e della solitudine di fronte agli adulti. Un padre e una madre che si fa fatica a capire perché sono ruvidi, anche la madre è una figura molto ruvida, e solo dopo, molto dopo, capirà invece il ruolo della madre centrale. Chi ha avuto mamme, come dire, generalesse, e io rientro, pure la nonna generalessa mi è capitata, e mi sono ritrovata, Vicky, in questa relazione, una mamma che è finita la scuola, ha finito i compiti, adesso devi pulire, raccogliere, passare, mi ricordo i battiscopa terrificanti, insomma, da pulire, lei passava con sto dito, e io mi sono rivista adesso da docente nella figura di Maria. Allora, intanto, quindi sì, un libro per ragazzi. Io però non lo consiglierei per un uso didattico, non farei alcun lavoro su questo libro, semplicemente leggerei la storia. Allora, se voi siete d'accordo, vi vorrei leggere solo un passaggio per calarvi dentro la scrittura di Vicky, calarvi dentro la storia, calarvi dentro il contesto. Inizia così: lunedì mattina, quando era ancora buio, scesi nel cortile e andai nella stalla. Prendo il libro e poi vado a scuola direttamente, avevo urlato a mia mamma. Seduta sul fieno con le gambe incrociate, tentai in 1000 modi di completare la poesia, apro parentesi, quella che Cristina gli aveva detto di scrivere, chiusa parentesi, l'amica. Mentre la mucca con le mammelle piene muggiva infastidita. Quella mattina andò peggio del giorno precedente, aggiunsi 2 o 3 parole sul latte bianco come la neve, poi le cancellai, le riscrissi. Ormai si era fatto tardi. Corsi fuori dalla stalla per non perdere l'appuntamento con Cristina, che mi aspettava lungo la strada per andare insieme a scuola. Mi dimenticai della mucca da mungere, mi dimenticai del latte. Arrivai trafelata. Hai scritto? Mi chiese lei, con aria cospirativa, appena mi vide. Non le risposi. Mi limitai a porgere il foglietto con la poesia. Lei rallentò per leggerla in un tempo che a me parve infinito. Non ero pronta a sentirmi dire che la mia poesia non era bella e che non sarei mai diventata una poetessa, anche se capivo che era un lavoro difficile, forse addirittura più sfinente che zappare e mungere. Faccio un piccolo: mai avrei imparato e magari anch'io un giorno avrei avuto un dizionario. Faccio un piccolo salto, si incontrano, leggono, lei gli dirà appunto di questa poesia, insomma dice è un buon inizio, e poi però Maria deve tornare a casa dove ha lasciato a mucca da mungere, e noi sappiamo perfettamente, insomma chi lo sa, che una mucca che necessita di essere mungere, insomma è anche una mucca molto rumorosa peraltro. Quindi lei arriva a casa felice di questo confronto con l'amica, entrai a casa allegra e affamata, quasi non mi accorsi di mia madre che mi aspettava con le mani sui fianchi e un'espressione d'ira in volto. Disgraziata, urlò, perché non hai munto la mucca questa mattina? Ad improvviso ricordai tutto, il muggito nella stalla, io seduta sul fieno a scrivere. Scusa mamma, dovevo finire i compiti.
Ti li do io i compiti, devi faticare come tutti. Chi crede di essere una signorina che si può concedere il lusso della scuola? Per fortuna che con quest'anno hai chiuso con lo studio. A me piacerebbe continuare, le disse timidamente. Mi ero immaginata di seguire Cristina, di studiare, di diventare brava come lei. Siamo rimaste amiche, ci saremmo scambiate libri, avremmo letto assieme poesie. Ci sarebbero state tante altre cose che nemmeno riuscivo a immaginare, forse anche l'amore. La scuola non ce la possiamo permettere, disse ruvida mia madre. Ora, a me sembra che ci sia una distanza, non è possibile che siamo passati 50 anni, 60 anni. Adesso i ragazzi che vanno a scuola la danno per scontata e invece questa è una scuola che i bambini e le bambine desideravano di frequentare. È un'esperienza, è una memoria storica, cioè si legge un romanzo, ma tu fai un tuffo nel passato. Nessun documentario, nessun racconto, nessuna spiegazione avrebbe detto tanto quanto questa distanza, e per questo è una di quelle ragioni per cui dico sì, è un gran libro per ragazzi, ma anche un bel libro per noi che siamo grandi, che ritroviamo la nostra infanzia qua. Grazie. Ecco, è un libro per ragazzi, no? Quindi ecco Vicky, la passione della narrativa per ragazzi è nata in te tanti anni fa. Ecco, in che modo è nata e come ti sei avvicinata a questo filone? Sì, devo dire è nata un po' casualmente, nel senso che io ho cominciato a fare la giornalista appunto prima Rinascita, che era il settimanale del PC, e poi l'Unità, e mi sono occupata per molti anni di politica estera. Poi, come spesso capita nei giornali, cambi ruolo, cambi pensione, quindi a un certo punto facevo la caporedattrice di una parte del giornale. E poi ci fu un accorpamento di tutta una serie di sezioni e contemporaneamente l'idea di fare un inserto di informazione per ragazzi. E fu come una specie di chiamata, una specie di vocazione, qualcosa che mi diceva, e mi proposi, e tutti mi dicevano: ma come sei una caporedattrice, vai a fare un giornalino pur dentro l'Unità per ragazzi di informazione? Però io ero felicissima, c'era anche una piccola competizione perché anche un'altra persona voleva fare quel lavoro, insomma alla fine me lo dessero a me, e lì scoprì intanto anche la difficoltà di scrivere per ragazzi, perché mentre un adulto ha la pazienza di leggere 10, 20 pagine, 30 pagine per vedere se poi un libro funziona, un articolo lo leggi perché vuoi sapere di una cosa, un ragazzino, una ragazzina li deve acchiappare subito, altrimenti ti abbandonano. E quindi fu veramente un grande esercizio con un bel gruppo, e quindi nacque così. Però ancora non avevo mai pensato di scrivere dei romanzi, di fare la scrittrice, e fu Mondadori, allora un editor bravissima, si chiamava Francesca Lazzarato, che forse Marni conosce, una grande intellettuale. Lei aveva lanciato questa collana di storie d'Italia, che erano pagine della storia nostra italiana, però raccontate come un romanzo, con intreccio romanzesco per bambini, e mi disse: ma perché non scrivi un libro sull'emigrazione italiana verso le Americhe? E quindi cominciai così, e fu un libro che ebbe insomma un certo successo, insomma, e mi piacque molto. Però ecco, per quello dico, io poi sono sempre rimasta un po' giornalista, anche perché mi piace sempre partire dalla realtà. Un po' tutti i miei libri nascono così, ecco, un libro fantasy non lo potrei mai scrivere, non lo saprei scrivere, un libro che non lo so, insomma. E la storia mi piace in particolare, raccontare pagine della nostra Italia. Anche questo romanzo, come il mio primo, appunto Le arance di Michele si chiamava, sull'emigrazione italiana, mi piace raccontare dei pezzi di storia che sono vicini, come diceva Marni, sono vicini ma sembrano distantissime, no? L'idea che appunto negli anni 40 ancora ci fossero delle ragazzine che a 12-13 anni, perché poi guardiamo qui, però
ad esempio il fenomeno delle domestiche bambine ha riguardato interi paesi sardi, ad esempio, e tantissime altre regioni anche. Poi ho trovato tante altre storie. Allora raccontare questa Italia così così distante, però ecco, sapere da dove veniamo è importante. E anche io che ho scritto molto su percorsi e figure femminili, anche molte di donne scienziate, che è un altro filone che ho sempre seguito, quello di raccontare la vita delle donne scienziate. Mi piace raccontare delle vite al femminile, perché spesso noi, ma anche le ragazze più giovani, non hanno ben chiaro il percorso, no? Quindi allora, da una parte raccontare ciò che ci ha permesso di essere oggi diverse da quelle che erano le condizioni delle ragazze e delle donne di tanti anni fa, però anche dimostrare che i percorsi, i processi poi non sono mai dati per sempre, quindi ciò che abbiamo va non solo migliorato, ma va anche difeso, le conquiste che abbiamo. E penso che il romanzo storico sia un romanzo importante che aiuta a capire questo. Tanti anni fa feci un'intervista a Piero Angela sui temi della divulgazione, no? E lui mi diceva: ma divulgazione puoi parlare di storia, qualsiasi cosa, però devi poter attivare l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, cioè la razionalità e le emozioni. Allora io penso che la forma del romanzo sia una forma che, se riesci esattamente in questo, cioè emozioni, prendi il lettore dentro una storia, però nello stesso tempo gli racconti anche qualcosa che è vero, che possa fare riflettere loro, che possa aiutarli anche nel loro percorso di crescita. Qualcuno mi ha chiesto: ma il tuo libro è un libro sull'emancipazione? Il percorso di Maria è prima di tutto un percorso di consapevolezza, che poi diventa emancipazione, liberazione, se vogliamo, però prima di tutto è di consapevolezza di lei, dei suoi diritti, no? E poi di ciò che vuole, e in modo confuso, come succede nell'adolescenza, e poi i processi storici che le vengono incontro, no? Se fosse vissuta un'altra epoca, magari la storia di Maria e di Giulietta sarebbe stata diversa. In questo la Resistenza è stata un grande processo collettivo anche di emancipazione delle donne, delle ragazze, e mi piaceva mettere questo elemento perché, come spesso è la storia, il pezzo al femminile è sempre un po' misconosciuto, mentre le donne anche nella Resistenza hanno avuto un ruolo fondamentale. Certo, sì, dicevi appunto che racconti ai ragazzi, scrivi per i ragazzi di temi importanti, no? Appunto l'emigrazione, le guerre, la scienza, il terrorismo, ecco, lo fai in modo semplice, però non è un modo semplicistico, che è diverso, no? Semplice ma non semplicistico, però trasmetti quella che è la complessità di questi temi, di questi argomenti. Ecco, qual è la chiave, il segreto per fare questo? Sì, però poi vorrei anche che Marni lo dicesse, cioè ciascuno ha dei suoi segreti, che però non sono segreti. Ad esempio, per fare questo libro, ma anche tanti altri, ne ho scritto uno sull'atomica Hiroshima, un altro sull'esperienza di Maestra. Prima serve documentarsi molto, quindi c'è tutta una parte di preparazione, perché gli elementi veri della storia, cioè non della storia, gli elementi, insomma, la documentazione deve un po' diventare un patrimonio che assimili, e poi non devi avere alcun intento didattico, cioè devi raccontare ciò che a te ha colpito. Ecco, io credo che anche in questo libro siano rimasti consciamente o inconsciamente le cose che nelle varie storie, nelle varie letture, prima di tutto quella della vita di Tina Merlin, ma anche altre, mi sono rimaste di più, mi hanno colpito di più. Ad esempio Maria fugge a un certo punto dalla casa dove è, e a me aveva colpito moltissimo leggere che Tina Merlin, da ragazzina, vuole andarsene in questa famiglia in cui non si trova bene, non la lasciano
dicono ma deve andare con 10.000 scuse, e lei fugge la notte, fugge non sapendo dove andare con la valigia pesante, addirittura dei pescatori dicono ma rimani qui con noi, dove vai a quest'ora? Lei dice no, perché deve fuggire. Quindi c'è un elemento, nonostante la paura, nonostante sia un posto che non conosce, nonostante non abbia mai viaggiato, però che, ecco, quello ad esempio è una cosa che mi ha colpito molto della vera Tina Merlin e che in qualche modo ho ricambiato, quindi ecco, forse questo. Poi sul linguaggio, non so, magari Marni ci può dire. Passiamo la parola. Diceva il vostro grandissimo Buzzati, scrivere per ragazzi è come scrivere per gli adulti, solo che è molto più difficile. Perché per quando si scrive con gli adulti si può utilizzare un qualsiasi registro e anche, come dire, la costruzione sintattica narrativa può essere molto complessa per raccontare le cose grandi, ma raccontare le cose grandi con parole della quotidianità, questo è un altro mestiere. Quindi insomma, per questo, questa è la differenza fra i libri sì, che si possono leggere, e invece i libri che fanno letteratura per l'infanzia. Detto questo, è un libro che parla anche dello scrivere, di come si scrive, ed è un libro che parla anche di come si fanno le poesie e quanto può essere semplice fare una poesia, e che le poesie si fanno a partire dalle parole che noi abbiamo in bocca ogni giorno. È come le metti in fila queste parole, è l'aggettivo che magari metti dopo, che metti prima, e Vicky ci fa fare anche questo percorso, ci racconta come può nascere una poesia, e lo fa, come dire, così, come un fiume che scorre e infila il potere delle parole. In questo libro le parole sono molto importanti, cioè Vicky credo che si sia soffermata molto sul potere trasformativo delle parole. Io una parola prima di pronunciarla devo pensare, e quella parola è una pietra. Tant'è infatti che c'è un passaggio, uno dei miei preferiti sul libro, quando la piccola Rosa, la sorellina più piccola, dovrà andare a questo raduno vestita come Mussolini aveva imposto, con una determinata divisa, determinate calzette, insomma. E la loro famiglia, la famiglia non l'abbiamo mai detto, ma questa è una storia di miseria. Erano molto poveri, i più poveri, tant'è che più volte nel romanzo ritorna il tema che non volevano sentirsi dire che erano degli straccioni, gli straccioni del paese. Quindi insomma c'è anche tutto un tema sulle classi, gestito con molto garbo. E il padre, che era sempre molto silenzioso, appare molto forte la figura della madre, ma il padre era un contadino un po' ruvido, molto silenzioso, che diceva: in questa famiglia non si parla di politica. A un certo punto il padre ovviamente si comincia a sentire che c'è una sorta di resistenza per questo nuovo cambio di passo che la dittatura italiana stava prendendo forma nel nostro paese. Di fronte alla piccola che diceva non ci voglio andare a questo raduno, il padre manifesta il suo dissenso, che sembra apparentemente un dissenso, come dire, solidale nei confronti della bambina, ma quello del padre, attraverso le parole che Vicky farà pronunciare al padre, è un dissenso politico. Cioè Maria comincia già a respirare in casa questo tema della resistenza, ed è questa figura un po' marginale del padre che contribuirà. Si sente su questa cosa, sul potere liberatorio delle parole. Maria si porta via un quaderno, è il posto dove io scrivo, fermo i miei pensieri. Noi sappiamo che i nostri pensieri, se rimangono nella nostra testa, hanno un ruolo, ma se i pensieri transitano attraverso la mano, prende una forma diversa, e i pensieri di Maria transiteranno per un periodo anche attraverso questo quaderno, e ritorna in maniera molto forte il libro dei libri, che non è la Bibbia, ma è appunto il dizionario. E permettetemi di condividere un pensiero, ma è un libro che mi sento molto scusa Vicky, ma è un pensiero molto personale. Io, quando ero alla scuola secondaria di primo grado, ero una bambina molto irrequieta, facevo fatica a stare anche molto seduta, ed è stato questo professore di italiano, e se io faccio questo mestiere perché ho avuto questo insegnante alla scuola secondaria di primo grado, si chiama professor Cristallini, che ci ha, come dire, accompagnato in questo percorso. E ricordo ancora un giorno che mi disse, e questa frase io la ripeto ogni
anno all'inizio di ogni mio corso all'università, che mi disse: ricordatevi che nella vita sarete traditi dagli amici, sarete traditi dalle persone che amate e potreste essere traditi, non dico, anche dai genitori, dai fratelli. Quindi aveva disegnato un quadro nero e dice: solo una cosa non vi tradirà mai. E noi eravamo tutti fermi, in sospeso, e ci disse: il dizionario. Al tempo io non avevo compreso bene questo, e però c'è una grande verità in tutto ciò. Il dizionario è un luogo straordinario, perché si impara a frequentarlo, averlo accanto a sé, si impara intanto il peso delle parole, si impara a rigirarsi queste parole un po' speciali, dal suono speciale. Una delle parole più belle che io scopersi è scellerata, che suono stupendo. Quindi i bambini imparano, i ragazzi, anche a giocare col suono. Prima viene il suono, poi viene il significato. Nella lettura prima viene il godimento, poi viene la comprensione, e Vicky ci parla di tutto questo. Quindi è un bel libro che parla di qualità della scrittura, parla delle parole, parla di come si fa le poesie, parla di perché è importante avere i libri intorno a sé. In fondo farà dire a Maria che lei avrà la sua piccola bibliotechina sul suo comodino, 3 libri, però è un principio molto importante per lei. Grazie. Codriana, vuoi fare ancora qualche sottolineatura? Sì, anche motivi di dissenso, ecco, su alcune cose che ho sentito, perché io mi metto sempre dalla parte del lettore. Allora, se il lettore è un ragazzo di 12 anni, tutte queste cose qui non so quanto riesca a capirle e a carpirle. E quindi, d'accordo, è anche un libro per adulti, certo, ritroviamo la nostra infanzia, i nostri profumi, i nostri odori, le nostre madri generalesse, ma siccome noi siamo figli delle nostre madri, lo siamo anche diventate generalesse, anche noi, io ad esempio. Però un ragazzo di 12 anni, ecco, che legge questo libro, in cui si parla, penso a un ragazzino di una metropoli, in cui si parla di vacche che non ha mai visto, di padri e di madri ruvide. Certo, avrà delle sensazioni, mi chiedo. Ma che altro può carpire da questo libro? Perché ci sono tante cose che può capire, che può intuire, che può sentire. Ad esempio il tema della perdita, perché qui Nino muore in Russia, c'è un fratello che muore in guerra e oggi siamo in guerra. C'è una madre che muore in quel modo lì, uccisa sostanzialmente, no? Perché da un tedesco che la spinge, va giù dalla scala, batte la testa e muore. Quindi perdita, dolore. Vittorio se ne va in America, la diaspora appunto dei membri familiari, che mi pare poi Maria in qualche modo tenta di tenere uniti anche Nino, perché il figlio che avrà lo chiamerà Nino, come Tina Merlin ha chiamato Tony suo figlio, ricordando suo fratello Tony, ucciso dai tedeschi. Quindi il tema della perdita, della morte, della lontananza, il tema ancora dell'amore, appunto, no? La storia con Gabriele. Ecco, forse questo può cogliere un ragazzino oggi, no? Ecco. E poi la questione del finale. Con grande soddisfazione Maria, che ha sposato Gabriele, dice: andrò a lavorare in fabbrica, diventerò un'operaia di fabbrica. Oggi non si può neanche più diventare operai di fabbrica, perché non ci sono neanche più le fabbriche.
Ma questo che cosa vuol dire? Che da serva, senza diritti, alla mercé, no, di padroni che ti obbligano a fare di tutto, anche a rimanere a casa la domenica perché arrivano gli ospiti e tu devi cucinare, quindi non puoi uscire. Arriva a una situazione appunto in cui hai dei diritti, perché il lavoro di fabbrica è un lavoro contrattualmente, sindacalmente disciplinato. Quindi c'è anche un passaggio storico, allora, no, se vogliamo, da un'Italia senza diritti a un'Italia del dopoguerra che questi diritti li rivendica e li ottiene anche. Ecco, però dico, tutte queste cose, un ragazzino di 12 anni da solo riesce a capirlo o c'è bisogno comunque di qualcuno che poi glielo faccia certo leggere il libro, ma che poi anche lo legga insieme a lui? Può essere la famiglia, ma può essere la scuola. E allora io vorrei sapere a questo punto, visto che mi sta anche guardando, la ragazzina di quinta elementare che ha letto il libro, che gli è piaciuto moltissimo, io vorrei sapere perché ti è piaciuto e cosa ti è piaciuto. Vieni qui. A me è piaciuto il periodo storico, anche i personaggi e l'ambientazione, perché essendo ambientata a Belluno sono riuscita a immaginarmi i posti dov'era. Brava. Lei è in quinta elementare, quindi veramente Giulia è bravissima. Allora, diciamo una cosa, che i libri uno scrittore, una scrittrice li fa avendo in mente 10.000 stimoli, 10.000 cose, 10.000 messaggi subliminali, cioè parlo dei libri, parlo delle parole perché sono importanti, dico la cosa delle fabbriche perché è un processo di... Dopodiché i libri diventano del lettore, quindi Giulia magari gli piace, non so, appunto l'ambientazione perché è di Belluno, ma un ragazzino o una ragazzina a Catanzaro magari gli piace la storia d'amore, oppure gli piace qualcos'altro, l'amicizia, magari c'è un'amica come Cristina. Io dico questo perché mi è capitato tante volte di andare con altri romanzi, questo è uscito da poco, ad esempio con un romanzo che era sì, se Giulia vuoi andare al posto. Grazie Giulia, bravissima. Con un libro che si intitola I maestri di strada, sull'esperienza dei maestri di strada, un romanzo, e diciamo ci sono tanti personaggi in questa scuola di drop out, di ragazzi che hanno abbandonato la scuola, e c'è un personaggio per me assolutamente secondario che compare soprattutto alla fine, che sarà, anche là sono tutte storie un po' vere che poi io ho romanzato, che nonostante questo percorso di questa scuola speciale Chance dei maestri di strada, alla fine non farà l'esame di terza media perché c'è il fidanzato che gli dice: ma siamo a Napoli, nei quartieri diciamo poveri di Napoli, e le dirà: ma perché devi andare? Insomma, il fidanzato gli ha già deciso cosa fare la vita, è anche un po' manesco. Bene, ma questo è proprio un personaggio solo accennato, però mi ha colpito. Nelle scuole andavo e vedevo tantissime ragazzine che loro di quella storia interessava proprio quel personaggio, perché evidentemente mentre per me era un personaggio marginale, tutto così, a loro li colpiva perché forse rifletteva una condizione che se non vivevano loro la conoscevano per altre cose, la temevano, l'avevano sentita. Quindi è vero quello, diciamo, sono vere tutte le cose. Un romanzo, una scrittrice, un scrittore ci mette tante cose, chi lo legge coglie quello che decide e vuole cogliere, quindi questo forse è anche il dono e il potere dei libri, cioè che non c'è un modo solo di leggerli, no? C'è la soggettività che fa sì che un messaggio piuttosto che un altro arrivi. Detto questo, io penso che comunque i libri, soprattutto lo stato per me, ma penso anche per tanti ragazzi e ragazze di oggi, nonostante l'influenza dei social media, eccetera, l'incontro con la lettura, se è un incontro felice, è un incontro che ti dà tantissimo, perché ti apre dei mondi, anche ti dà delle
delle certezze, ti dà delle sicurezze, ti dà la possibilità di attingere a un mondo che tu magari non conosci, ma che senti che ti può fortificare. Per me molto è stata la lettura nell'adolescenza. Io, diciamo, ho fatto un percorso, sono andata a lavorare a 18 anni, mi sono laureata lavorando, insomma, quindi però per me la lettura è stato un grande elemento di emancipazione. Anche quello che diceva Manni sul potere della parola, a me mi ha sempre molto colpito. Il potere della parola, che alle donne è sempre stato tolto in fondo, mi ha sempre colpito molto la vita della Marie Curie, che è diventata, insomma, doppio Nobel, cioè al primo Nobel lo volevano dare solo al marito e il marito ha detto no, o lo date a tutti e due perché lavoriamo assieme. E allora l'Accademia disse benissimo, ve li diamo tutti e due, però il discorso di accettazione lo puoi fare solo tu. Quindi si vede in questo tavolo lui che si alza e parla e lei sta seduta e non parla, perché il potere della parola è un potere, quindi effettivamente questo, però poi si prenderà quello che ciascun lettore vorrà prendere. Ecco, vorrei fare solo una battuta rispetto al fatto che se un lettore non ha avuto quell'esperienza fa fatica ad assimilarla o sentirla vicina. Però io mi domando, e quando leggiamo una storia sull'Egitto, l'antico Egitto, quando leggiamo una storia sul lontano Far West, quando leggiamo una storia ambientata nel lontano Oriente? E questa è noi, ringraziando il cielo, siamo dotati di questa facoltà straordinaria che è l'immaginazione, che si regge sul pensiero controfattuale, cioè anche una storia che è fattuale, quindi sulla storia, sui dati, su una storia vera, è comunque una storia che chiama il lettore e lo invita a usare la sua immaginazione, perché deve riempire quegli spazi di cui Umberto Eco parlava. Cioè io riempio gli spazi, e anche se vivo in centro a Milano e non ho visto una mucca, io in qualche maniera me la figuro, e questa è una parte importantissima. Noi, io credo, leggiamo perché abbiamo bisogno di immaginare, alimentare questa facoltà che è straordinaria. E dice Vicky, io non potrei scrivere un fantasy, perché è ambientato in un luogo medievaleggiante dove c'è tutta una serie di temi legati, insomma, all'antica cavalleria e così via. Però io credo che questo è un libro che anche ha degli spazi in cui uno immagina, grandissimi. Il bacio fra Maria e Gabriele è un bacio emozionante, tanto quanto è quando Cristina, e siamo su una dimensione, diciamo, più legata alle emozioni, tanto quando siamo in mezzo alla storia, quando Cristina svelerà a Maria che lei è una staffetta partigiana e gli spiega cosa fanno le staffette partigiane e il pericolo che corrono. Ma è un libro che parla anche di suspense, perché quando lei scapperà di notte e prenderà il treno, il signor Mirto mica la lascia partire, la cerca e lei lo vede, c'è una palpitazione, c'è un'accelerazione dei cuori là, sperando che non la trovi. Quindi questo è un libro in cui si mescola sia la dimensione più narrativa che i dati di realtà, e lo fa un bel libro per questo, a mio avviso. Grazie. Mi pare che abbiamo toccato tanti temi. Chiederei al pubblico se ha qualche domanda, se avete qualche curiosità. E nel frattempo, se volete fare un giro finale di considerazioni finali, magari Vicky vuoi chiudere te con un messaggio finale? Io penso che insomma veramente gli abbiamo parlato a lungo poi, come dico sempre quando vado nelle scuole, prima voglio che leggiate il libro, poi vengo, perché penso che l'incontro sia molto più interessante se uno ha letto il libro. Quindi, diciamo, gli abbiamo raccontato abbastanza e niente, insomma, quindi ringrazio assolutamente tutti voi che siete qui, ringrazio tutte le nostre associazioni, le amiche, da Adriana, Patrizia, insomma tutte, a Marni, e niente, questo, grazie.